Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Con il ritrovamento del corpo di Anna si sono concluse le operazioni di recupero della Baesian. La famiglia Lynch adesso chiede di spegnere i riflettori e di rispettare il suo dolore. La Procura di Termini Imerese ha disposto le autopsie sui corpi dei naufraghi. Intanto si pensa a recuperare il relitto del veliero, potrebbero essere necessari dei mesi. Le relazioni pericolose di Mike Lynch, i suoi sistemi informatici utilizzati a quanto risulta dagli israeliani per colpire Hamas. In passato il suo lavoro è stato centrale per dare la caccia ai terroristi di Al-Qaeda. A Catania, al solarium di Piazza Europa, bagnanti rassegnati a un mare non sempre pulito. Alla Playa tolto il divieto di balneazione alla foce del torrente Arci, resta in vigore quello del Forcile. Grande ritorno di Massimo Ranieri in Sicilia. Stasera sarà al Teatro Greco di Tindari, domenica alla Villa Bellini nell'ambito del Catania Summerfest, lunedì a Palermo. Calcio, vigilia di campionato per Palermo e Catania. I rosanero, dopo la sconfitta di Parma, cercano il riscatto con il Pisa. Rossazzurri debuttano domani a Potenza contro il Sorrento. Tra i 19 convocati anche Celli e De Luca. Bentrovati, lo avete sentito in primo piano, ancora la tragedia della Baesian. Oggi la notizia del recupero del corpo di Anna Lynch, la più giovane ma anche l'ultima delle vittime appunto di questo naufragio. Si sono concluse così le operazioni di soccorso. La famiglia Lynch ringrazia, ma adesso chiede di spegnere i riflettori e di rispettare il dolore dei congiunti. Manlio Viola. 123 immersioni per un totale di 4.370 minuti di operazioni sott'acqua, operazioni SAR, ovvero ricerca e soccorso. Sono due numeri che spiegano l'impegno messo in campo dai sommozzatori dei gruppi Speleo Sub in questi 5 giorni difficili dopo l'affondamento del Baesian. Con il recupero del corpo di Anna Lynch, la 18enne figlia del magnate Mike Lynch, morto anche lui nella tragedia che ha causato 7 vittime, alle 13:30 sono state dichiarate chiuse le operazioni. Sul molo del porto di Porticello, alla conclusione di tutto, è scattato un lungo applauso per i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto. Oltre 40 gli specialisti giunti nei nuclei di Sicilia, Sardegna, Campania, Lazio, Puglia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Calabria, che hanno partecipato alle ricerche dei dispersi. Ogni giorno il dispositivo di soccorso del Corpo Nazionale era composto da 27 sommozzatori e tra questi hanno avuto un ruolo fondamentale gli 11 Speleo Sub e gli 8 abilitati all'immersione in alto fondale. Ai soccorritori sono arrivati ringraziamenti anche delle famiglie delle vittime. Come famiglia Lynch siamo devastati e sotto shock, ma ringraziamo sinceramente la Guardia Costiera Italiana, i servizi di emergenza e tutti coloro che hanno contribuito al salvataggio. Ma ora chiediamo di rispettare il nostro dolore e la nostra privacy, scrivono in una nota ufficiale dopo il riconoscimento di Anna Lynch. Ma la commozione per la ragazza, la più giovane delle vittime, molto presente e apprezzato sui social, difficilmente si spegnerà nelle prossime ore. Così come tanta è stata e continua ad essere anche la vicinanza dei siciliani ai 15 sopravvissuti. Sono arrivati doni e messaggi, aiuti, vestiti e persino giocattoli per Sofia, la piccola superstite. Questo è quello che la Sicilia e i siciliani hanno saputo e potuto fare. E concluse le operazioni di soccorso, soprattutto di recupero, adesso l'attenzione si concentra sulla ricostruzione della sequenza di eventi che hanno causato appunto questa tragedia, ma anche sul recupero della nave dal fondale di Porticello. Il veliero è lungo però 56 metri, ha una stazza di oltre 400 tonnellate, quindi l'operazione non sarà semplice, potrebbero essere necessari anche diversi mesi. Sentiamo. Saranno eseguite probabilmente la prossima settimana le autopsie sui corpi dei 7 naufraghi che viaggiavano a bordo del veliero Baesian affondato all'alba di lunedì davanti la costa di Porticello per cause ancora al centro di un'inchiesta da parte della Procura di Termini Imerese. Gli esami saranno eseguiti dai medici dell'Istituto Legale del Policlinico di Palermo sui corpi dell'imprenditore britannico e proprietario dello yacht Mike Lynch, della figlia 18enne Anna, l'ultima a essere recuperata, Jonathan Bloomer, presidente della Morgan Stanley International,
della moglie Anne Elizabeth, del legale Chris Morvillo e della moglie Nada e dello chef della nave Recaldo Thomas. Insieme agli incarichi e ai periti medico-legali partiranno anche gli avvisi di garanzia per consentire agli indagati di nominare i propri consulenti che prenderanno parte alle autopsie. Intanto sono state acquisite le immagini dei robot subacquei riguardanti le condizioni dello scafo e i dati di navigazione contenuti in una delle scatole nere recuperata dai pescatori e consegnata alla Guardia Costiera. Ci saranno altre immersioni dei sub, di natura però diversa, serviranno a recuperare l'altra scatola nera e a preparare le operazioni di recupero della nave da 56 metri e oltre 400 tonnellate di stazza. Bisogna farlo anche per rimuovere ogni possibile rischio per l'ambiente, ma l'analisi del relitto potrebbe essere utile anche all'indagine penale, così come a quelle parallele, ovvero l'indagine amministrativa della Guardia Costiera e quella delle compagnie assicurative. Rimuovere il relitto spetta però all'armatore, ma per recuperare il veliero potrebbero servire mesi. Secondo quanto si apprende sono già stati avviati, mentre erano ancora in corso le ricerche dei dispersi, tutta una serie di contatti per capire come procedere, anche perché l'intenzione degli armatori è quella di rimuovere la nave prima possibile. Nulla accadrà però senza l'autorizzazione delle autorità italiane, in primis la Procura di Termini e l'Autorità Marittima di Palermo. Sul fronte della ricostruzione delle fasi dell'incidente sono ancora tanti i lati oscuri, le incongruenze fra i racconti dell'equipaggio e i dati di navigazione. Cose che dovranno essere chiarite, a cominciare dal fatto che tutto l'equipaggio fosse sul ponte già da un quarto d'ora prima della tragedia, nonostante il comandante racconti di non aver visto arrivare la tromba d'aria. È la Procura di Termini Imerese che indaga appunto per naufragio, disastro e omicidio plurimo e lesioni. Ha acquisito tra l'altro i tracciati del sistema AIS, Automatic Identification System, che mostrano gli spostamenti della barca a velo di lusso fino al momento dell'affondamento. E poi c'è una indagine appunto della Procura, come avete sentito, ma ci sono anche sospetti, c'è una spy story anche dietro appunto a questo naufragio. Soprattutto si parla delle relazioni pericolose di Mike Lynch. I suoi sistemi informatici sarebbero stati utilizzati dagli israeliani per colpire Hamas in passato. Il suo lavoro è stato anche centrale per dare la caccia ai terroristi di Al-Qaeda. Sentiamo il servizio di Luca Ciliberti. Mentre gli inquirenti continuano ad indagare sulle cause del naufragio del mega yacht Bayesan, monta l'interesse internazionale sulla figura di Mike Lynch, il tycoon proprietario dell'imbarcazione trovato senza vita sul fondo del mare a Porticello. I media britannici, che stanno dedicando tanto spazio a questa vicenda, provano a leggere oltre i fatti raccontati dalla cronaca. Il Bill Gates britannico è il fondatore di Darktrace, azienda di cyber technology nota ai servizi segreti di tutto il mondo e dai rapporti stretti con il Mossad, spiega la BBC. E queste rivelazioni scatenano le teorie del complotto sullo spionaggio internazionale e sulla strana morte anche del suo ex vice socio Stephen Chamberlain, investito e ucciso da un'auto pochi giorni prima del naufragio in Inghilterra. Come riporta l'agenzia Nova, i sistemi della stessa Darktrace sarebbero stati utilizzati per individuare alcuni comandanti di Hamas. Addirittura nel CDA e in organico alla Darktrace ci sarebbero stati diversi ex membri dei servizi segreti inglesi e americani. Tra loro Jonathan Evans, ex direttore generale dell'MI5 britannico, poi è entrato nel comitato consultivo dell'azienda. Darktrace, infatti, individua potenziali sospetti analizzando quantità infinite di informazioni, tanto che, hanno riportato alcune fonti giornalistiche, avrebbero venduto i suoi servizi agli agenti israeliani per preparare l'offensiva contro Hamas dopo i massacri del 7 ottobre. Ad aprile Darktrace ha accettato un'acquisizione da 5,3 miliardi di dollari da parte della società di private equity statunitense Thoma Bravo. Il rapporto tra Lynch e i servizi segreti però comincia con Autonomy, la società poi venduta a Hewlett Packard e oggetto del lungo processo chiuso con l'assoluzione. Dopo l'11 settembre del 2001, i programmi brevettati dall'azienda Autonomy di Lynch sono diventati lo strumento per dare la caccia ai terroristi di Al-Qaeda, scrutando attraverso miliardi di dati raccolti dalle polizie e dagli spie statunitensi e britanniche. Chiudiamo questo argomento, ci occupiamo adesso delle altre notizie del nostro telegiornale. Andiamo a Gela, dove sono in aumento i furti di rame e danneggiamenti in alcune aree rurali. Gli operatori agricoli chiedono che i principali punti di accesso della zona vengano controllati con la videosorveglianza cittadina. GR Italia.
Furti continui di cavi elettrici e attrezzatura per diverse migliaia di euro, campi contaminati dai continui scarichi illegali di rifiuti, spesso anche tossici, e dai conseguenti roghi. Gli imprenditori agricoli di Contrada Bulala sono stanchi di vivere in una terra di nessuno, priva di controlli e di regole. Chi prova a alzare la testa deve fare i conti con minacce e danneggiamenti continui, e in aree rurali così estese il controllo del territorio risulta essere sempre più difficile. E così cresce la paura e la rabbia tra gli agricoltori, che vedono il lavoro di mesi andare in fumo in pochi attimi. Oggi, all'indomani dell'ennesimo furto di cavi di rame in un'azienda della zona, gli agricoltori hanno chiesto un incontro con l'amministrazione comunale per cercare delle soluzioni immediate a quello che è un vero e proprio racket dei campi ai danni dei proprietari terrieri. La prima cosa che sempre manca è l'elettricità, fili elettrici, quadri elettrici, motori elettrici, tutto quello che riguarda filo di rame e tutto, non siamo proprietari nessuno. E i furti sono diventati insopportabili. Gli agricoltori chiedono che i principali punti di accesso alla contrada siano agganciati al sistema di videosorveglianza cittadino collegato con la centrale della polizia, un appello che il sindaco Terenziano Di Stefano ha raccolto immediatamente. Abbiamo già contattato il progettista che ha realizzato in centro urbano la videosorveglianza per capire se nella zona di Bulala ci fosse la possibilità di implementare quel servizio. Abbiamo avuto un primo feedback positivo e per questo già da lunedì ci metteremo assieme al dirigente al lavoro per progettare le telecamere da mettere negli ingressi di questa zona. Il comparto agricolo locale, già stretto nella morsa della crisi acuita dalla siccità e dalla mancanza di forniture efficienti dalle dighe, chiede adesso più sicurezza per poter continuare a lavorare in serenità. Il mare non è sempre pulito, ma noi ci tuffiamo lo stesso. A Catania, al solarium di Piazza Europa, i bagnanti sono rassegnati a un mare non sempre cristallino. Adelaide Barbagallo. Il tuffo quando l'acqua è più blu, alcune bracciate e poi su a prendere la tintarella. A Catania, al solarium di Piazza Europa, oggi il mare si presenta così, senza chiazze scure e maleodoranti. Dipende dai giorni. Ieri era sporca, oggi non so perché è un po' più pulita. Capita di mattina di trovare il mare un pochino sporco, però da quello che so di pomeriggio è più frequente la cosa. Come stamattina era sporco. Il mare non è più quello di una volta, ci dice questo signore. Non è più quello di una volta. Ci soprassediamo perché prendiamo il sole, il servizio è discreto, c'è il bar, ci sono le docce, spogliatoi. Non mi posso lamentare, non è così sporca. C'è lo sporco che c'è qua, lo troviamo dappertutto, sono le bollicine, però tutto sommato ci troviamo bene. Io sinceramente l'ho trovato sempre pulita. In linea di massima sì, pulito. La chiazza scura avvistata è stata determinata da un groviglio di canneti, legni ed alghe, sostiene un giovane che non vuole parlare al microfono. Altri ritengono di aver visto talvolta degli escrementi. Ma non esiste alcun divieto e dunque per la maggior parte va bene così. Bello, io andavo alla playa e quindi trovo meglio questo. E intanto alla playa di Catania torna balneabile il tratto di mare in prossimità della foce del torrente Arci. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha emanato una nuova ordinanza alla luce dei risultati delle nuove analisi effettuate dall'ASP. Per quanto riguarda invece il mare presso lo sbocco del torrente Forcile, l'ASP ha certificato che i valori di parametro per gli enterococchi rimangono oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa e quindi permane il divieto di balneazione per un raggio di 43 metri appunto in quel tratto. E parliamo adesso di meteo, di temperature che sono di nuovo in aumento. Nel fine settimana previsti 37 gradi a Siracusa e 36 invece a Catania e ad Agrigento. E da oggi iniziano anche i 3 giorni da bollino rosso sulle strade per quanto riguarda i rientri dalle vacanze. Da domani divieto di transito per i veicoli pesanti. Fino a domenica, per agevolare le operazioni di rientro, ANAS ha limitato la presenza dei cantieri fino al 3 settembre. E adesso lo spettacolo, la musica, perché Massimo Ranieri torna in Sicilia con un viaggio musicale che parte dal Teatro Greco di Tindari per poi fare tappa domenica alla Villa Bellini di Catania nell'ambito del Catania Summer Fest e poi lunedì a Palermo. Fan in attesa dei suoi grandi classici. Veronica Barbarino.
tutto affabulatorio l'intensità dei suoi gesti, della sua voce. Massimo Ranieri torna in Sicilia con un viaggio musicale che parte dal Teatro Greco di Tindari, per poi fare tappa domenica alla Villa Bellini nell'ambito del Catania Summer Fest e lunedì a Palermo al Teatro di Verdura. Il cantautore showman partenopeo, sul palco con il progetto artistico Tutti i sogni ancora in volo, propone le canzoni tratte dall'ultimo omonimo album, alternate ai grandi successi. Più di 2 ore di spettacolo tra recitazione, musica, danza e gli inediti scritti per lui da alcuni grandi cantautori italiani come Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano San Giorgio e Pacifico, che fanno parte del suo nuovo album. E c'è grande attesa non solo per i concerti appunto di Massimo Ranieri, ma anche per quanto riguarda il calcio, perché oggi è la vigilia di campionato per il Palermo e per il Catania che inizia la sua stagione in C. Tutto questo tra poco, subito dopo una pausa pubblicitaria. Seconda parte del nostro telegiornale, ancora ben trovati. Adesso apriamo la nostra pagina dedicata al calcio, perché oggi è la vigilia di campionato per il Palermo, che domani sera farà visita alla Pisa. Dionisi non dovrebbe cambiare molto informazione, invece per quanto riguarda il mercato in arrivo Sirigu e Vietesca. Ci dice tutto Marco Gullà. Il Palermo continua a piazzare colpi di mercato, in arrivo c'è il portiere Sirigu e il difensore polacco, dal Cagliari Vietesca, ma in tutto questo i rosanero devono pensare solo alla trasferta di domani a Pisa. Alessio Dionisi dovrebbe formare a grandi linee la formazione che ha perso a Brescia, qualche dubbio a centrocampo dove potrebbe essere inserita una mezzala più offensiva al posto di Gomez. Il modulo è sempre il 4-3-3. Noi vogliamo fare il massimo per ottenere il massimo. Poi non è dato da sapere oggi cosa riusciremo ad ottenere. Sicuramente dobbiamo riuscire ad ottenere ancora di più di quello che abbiamo e lo possiamo fare solo se saremo tutti insieme e avremo tutti la stessa volontà. Quindi, siccome c'era stato un incontro precedente il giorno prima dove si era parlato di volontà della tifoseria, della curva nord, che è la stessa volontà che trasferisco, che ci trasferiamo tra squadra, tra staff e dirigenti. Il Palermo contro la squadra allenata da Pippo Inzaghi dovrà certamente cambiare abito e atteggiamento. Una settimana in più di lavoro, chissà se sarà servita a mettere benzina nel serbatoio e ad evitare cali atletici come quello registrato a Brescia nel secondo tempo. Domani sera fischio d'inizio alle 20:30. E domani a Potenza contro il Sorrento il Catania esordisce in campionato e cerca sul campo risposte ad un periodo sicuramente difficile. Marco Carli. In vista del Sorrento in una condizione di cantiere aperto. Questo è il Catania al momento, ma è anche un cantiere che ha dato delle risposte su ciò che può diventare nella partita col Crotone, soprattutto dal secondo tempo in poi. Toscano in conferenza pre-gara analizza il momento dal suo punto di vista e per quello che è il suo ruolo. Le dinamiche esterne non fanno parte della mia competenza, quindi io in questo momento devo preparare la squadra nel miglior modo possibile. Non ti aspettavi una situazione del genere, ma la situazione ideale non la trovi mai da nessuna parte. Il nuovo Catania si è partito con l'idea di cambiare tanto. L'impegno da parte di tutti vogliono il bene del Catania, a completare il prima possibile questo nuovo organico. C'è, perché vedo lavorare sia il presidente sia il direttore sportivo in maniera continuativa per poter mettere a disposizione dello staff, della città di Catania, del Catania, una squadra competitiva. Di fronte il Sorrento, squadra che è stata una bestia nera per gli etnei negli ultimi anni, ma Toscano è il volto di chi crede nella bontà del lavoro e anche del gruppo, nonostante il periodo molto complicato. Così non si sofferma solo sulla partita, ma anche sulla stagione in generale. Ci vorrà un po' di pazienza in più, però sono convinto che se saremo tutti uniti, secondo me
questo periodo di crescita o questo periodo che magari abbiamo perso prima per tante cose che non entro in merito, che non fanno parte delle mie competenze, si potrebbe accorciare. E sono 19 convocati in casa Catania, tra loro figurano anche Celli e De Luca, non ci sono invece Buà che verrà ceduto e Carpani che è squalificato. Tra i convocati anche 6 giocatori dell'Under 19. E adesso calcio a 5, la Meta Catania vince la seconda partita consecutiva e si avvicina alla qualificazione nel tabellone principale della Champions League. Sentiamo. E dopo la prima, buona anche la seconda. La Meta Catania, campione d'Italia di calcio a 5, vince un'altra partita nel girone di qualificazione che porta al tabellone principale della Champions League. L'ultimo successo, il secondo appunto, è un netto 4-0 contro i norvegesi dell'Utleira. Una Meta Catania vogliosa, coriacea e soprattutto solida e paziente. Fase difensiva perfetta, in attacco capacità di affondare il colpo nella prima metà del primo tempo con gli squilli di Anderson e Arillo, abili dentro l'area a girare in rete un pallone vagante. Gara in mano alla Meta Catania che consolida tutto ancora con gli stessi protagonisti delle prime 2 marcature che chiudono il conto definitivamente. L'abbiamo impostata bene, da subito l'abbiamo messa nei binari che volevamo e anche questa abbiamo portata a casa. Ora resta solamente di completare l'opera. Per accedere adesso al main draw i rossazzurri devono conquistare un pareggio o non perdere con più di 3 gol di scarto contro i padroni di casa, i danesi dell'Orring. E con questo servizio noi ci fermiamo, il nostro telegiornale termina qui, come sempre grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata.